Amici di Fatti Food, ben ritrovati, una nuova puntata di Fatti Food. Oggi siamo a Mirto Crosia e visiteremo un'azienda agrituristica a conduzione familiare. Vado subito a trovarvi. Ci troviamo subito nella zona dell'allevamento del suino nero di Calabria. Sapete bene a noi quanto ci interessa raccontarvi di questa razza autoctona. Buongiorno carissimi, ben trovati a Carmine e al nostro amico Franco. E questa mattina, come al solito, vi siete fatti il giro nella vostra azienda. Certo, come tutti i giorni effettivamente si deve venire a vedere se l'allevamento è tutto a posto, va controllato sia la mattina che la sera. Quindi diciamo... Quindi siete venuti a fare il giro di controllo e siete venuti a verificare che è tutto a posto. Certo, Carmine, certo. quanto piace anche a te questa attività? È un'attività che l'ha tramandato mio padre, ora io ne sto prendendo in mano le redini e cerchiamo ogni giorno con la stessa costanza e lo stesso impegno di puntare sempre nel Made in Italy e produrre prodotti a chilometro zero. Beh, oggi il tempo non è di quelli proprio clementi, quindi oggi speriamo che le condizioni atmosferiche ci permetteranno di riuscire a registrare questa puntata. Franco, velocemente, perché hai deciso di allevare questa razza di suino nero? Allora, il nero di Calabria è una razza in via di estinzione, quindi insieme con la regione Calabria, con il centro ARSA, effettivamente che ha un campo sperimentale ad Acri, c'è stata un'evoluzione. Quindi noi effettivamente abbiamo deciso di fare questo allevamento perché ha delle proprietà, delle carni molto particolari, tra cui il grasso effettivamente del nero di Calabria, che è un grasso effettivamente saturo, ricco di omega 6, omega 9, che praticamente non fa male né al colesterolo e non dà problemi neanche a persone che hanno problemi cardiovascolari. Quindi è un grasso che fa bene, molto salutare. Quindi mette un po' in discussione tutto quello che oggi è l'argomento sul Nutri-Score, no? Sul bollino rosso, il bollino verde, il bollino arancione, se si passa o non si passa con questi prodotti, se sono, come dire, fanno male, fanno meno male, insomma un po' la confusione a livello europeo che si sta un po'... Su questo effettivamente bisogna chiarire tantissimo, perché noi abbiamo dei prodotti buonissimi effettivamente, quindi non si sa, però effettivamente va detto effettivamente per conoscere questi prodotti e far capire cosa si mangiano effettivamente la persona, perché oggi c'è disinformazione e non si capisce effettivamente a tavola veramente cosa uno mangia. E oggi ne parleremo, ma voglio ritornare su Carmine, perché Carmine da questa passione e tradizione di famiglia ne ha fatto un vero e proprio studio. Ha iniziato a studiare perito agrario, quindi ti sei specializzato. Ho preso 20 giorni fa, ho preso l'abilitazione dopo aver conseguito la scuola all'Istituto Tecnico Agrario, aver fatto tirocinio, mi sono abilitato alla firma del perito agrario. Nella nostra azienda ci occupiamo apposta del suino nero, abbiamo un uliveto con un frantoio e quindi puntiamo ogni giorno, ci impegniamo a produrre prodotti di qualità e puntare nel Made in Italy. Ora ci stiamo impegnando anche nella filiera apposta del suino nero, vogliamo aprire un mulino dove vengono fatti i cereali in modo che viene fatta la somministrazione per gli animali per uso zootecnico. Beh, insomma, un vero e proprio studio, una ricerca soprattutto, e sei un ragazzo fortunato, devo dire. Grazie. Perché fare impresa in Calabria partendo dall'allevamento e dall'agricoltura, devo dire che hai centrato l'obiettivo. È una cosa molto difficile, ma bisogna crederci, perché anche in Calabria la cosa primaria secondo me è l'agricoltura. Agricoltura, certo, passione, allevamento, turismo, cultura, c'è di tutto in Calabria. Bene amici, adesso lasciamo l'area dedicata al suino nero di Calabria e ci spostiamo direttamente nel frantoio. Seguitemi. Carmine, ci illustri un po' i processi di lavorazione del tuo frantoio? Sì, noi abbiamo un frantoio a 3 fasi dove avviene il processo di defogliazione, dove quando le olive arrivano in frantoio vengono prima defogliate, poi c'è la lavatrice dove comunque vengono lavate le olive e poi avviene il processo di molitura. La molitura è una molitura a pietra, dopo la molitura avviene la grammolazione dove la pasta delle olive incomincia a grammolare, incominciano a formarsi le prime gocce d'olio. Nella grammolazione abbiamo la temperatura, che è molto importante perché il nostro frantoio è un frantoio a freddo, estratto a freddo, quindi regoliamo la temperatura in modo che l'olio non superi i 27 gradi.
Senti Carmine, che cosa significa un frantoio a freddo? Estratto a freddo significa, posto che la pasta delle olive, dove ci sono dei processi dove la pasta delle olive e le olive vengono monitorate in modo che non superi i 27 gradi. Senti, in questo periodo il frantoio è fermo. Sì. Che cosa succede in questi periodi? A cosa vi dedicate? Allora, per la stagione in cui che è stata un'annata molto scarsa, il frantoio è già chiuso. In questi periodi avviene una fase molto importante dove è la pulitura del frantoio. Quindi vi dedicate alla pulizia generale? La pulizia generale, smontaggio e rimontaggio di tutto l'impianto. Senti, hai toccato l'argomento, ti riferivi alla pandemia, al periodo Covid. Esattamente. Ma com'è stato lavorare, com'è tuttora lavorare con questa situazione? Diciamo questo Covid ha bloccato un po' i mercati in generale, anche perché c'è meno consumismo, quindi molto olio è rimasto ancora nelle cisterne. Quindi che cosa ti auguri tu da qui a breve? Mi auguro che... Cioè questo olio come farai adesso per utilizzarlo, per venderlo? Noi stiamo provando di esportarlo all'estero, stiamo provando di cercare di creare nuovi mercati, nuovi sbocchi, ma mi auguro che questa situazione ben presto si risollevi. Ci vediamo a tavola, vado a conoscere il resto della famiglia, mi raccomando. Della famiglia, ci siamo messi proprio qui a quest'angolo abbastanza caloroso, come lo è questa grande mamma che è Maria Grazia e pensa a tenere unita tutta la famiglia e soprattutto a condividere quelli che sono i sacrifici di questa grande azienda. Ma come fai Maria Grazia? Come fanno tutte le mamme, con tanto amore e cercando di seguire comunque il desiderio della volontà dei propri ragazzi. Perché comunque decidere di avere un'attività agrituristica legata all'allevamento del suino nero di Calabria e legata anche al frantoio, in questo periodo non sono attività semplici per i ragazzi. Loro hanno questa tendenza radicata proprio nella Calabria, nei loro valori e quindi, esposto il loro desiderio, abbiamo cercato di realizzare per quanto è possibile questa loro volontà. Ci sono tanti sacrifici, c'è tanta buona volontà, c'è una costante di aiuto e di confronto con tutti e tre i ragazzi e con Franco che è la forza portante dell'attività. Allora io infatti ho visto prima Franco e ho visto anche Carmine. In azienda, però in famiglia ci sono due splendide ragazze. Due splendide ragazze. Loro di cosa si occupano? Allora Cecilia è quella che mi aiuta nell'accoglienza dei nostri ospiti e nella gestione dell'attività agrituristica per quanto riguarda la sala. La più piccola è Giovanna che si sta diplomando quest'anno, quindi ci dà la sua mano nel tempo preciso anche lei nella gestione dell'accoglienza dei clienti, che è molto importante far sentire a casa ogni ospite che arriva qui da noi. In questo periodo soprattutto dove i clienti purtroppo bisogna guardarli negli occhi, sorridere con gli occhi. Con gli occhi, sì, è la cosa parlare con gli occhi. Ed è la cosa più difficile, perché è venuto a mancare tutto quel contatto, tutte quelle dimostrazioni che erano per noi le cose essenziali del nostro vivere. Perché queste cose o le hai nel cuore o non ci sono. Quindi. Comunque sei fortunata anche come mamma, perché hai due figlie femmine e poi c'hai gli uomini di casa che non sono si facili aggiunge da gestire, altro lavoro, che dici? Che non sono facili da gestire. Comunque ormai ci siamo rodati, con tante comprensione, tanta pazienza, si riesce a fare tutto quel che c'è da fare. Cosa ti aspetti tu per il futuro?
Per il futuro la realizzazione principale dei loro desideri, una tranquillità principale di salute e forse un po' errare a parlare, anche la conoscenza della nostra Calabria, la conoscenza dei nostri prodotti, la conoscenza della nostra ospitalità, del nostro mare, di tutte quante le cose belle che ci sono. Abbiamo la montagna, abbiamo degli ottimi giovani che vogliono anche portare avanti il nostro territorio ed è una cosa che questa è una realizzazione di tutti questi sogni. Sei felice della scelta che hanno fatto i tuoi figli, quindi anche a lavorare in azienda, condividere l'azienda e portare avanti quindi delle tradizioni di famiglia? Sì, sono veramente fortunata e felice, perché oggi come oggi non è facile, forse è più facile dire vado via, vado al nord e realizzare un proprio sogno che invece combattere nella nostra terra. Forse è una strada un pochettino più difficile, restare qui da noi. Ok, prima di chiudere la nostra intervista e poi dopo vado a dare una sbirciatina dall'altra parte, vedo cosa stanno facendo le ragazze, cosa ti senti di dire ai tuoi clienti, ai tuoi ospiti o agli amici? Perché come hai detto tu prima manca quell'abbraccio, manca quel calore, quell'affetto che vorresti dare ma non puoi dare in questo momento. Cosa ti senti di continuare a stare nel massimo delle attenzioni, prima o poi passerà questo periodo, noi siamo sempre qui nell'attesa di poter ritornare a quel che può essere una normalità, di non abbattersi nelle difficoltà, e l'importante è avere sempre il sorriso e siamo qui pronti ad accoglierli. E lo fai veramente bene, Maria, grazie e complimenti, perché sorridi con gli occhi, parli con gli occhi e questa è l'accoglienza che in questo momento, soprattutto il benvenuto che possiamo dare a tutti quanti, mantenendo le distanze, mantenendo il giusto rispetto a quelli che sono i disciplinari. Bene, a questo punto non mi rimane che andare a vedere cosa hanno preparato i nostri chef. Hanno provato a sfuggire alle nostre telecamere, perché no, si sa, la telecamera un po' ti imbarazza, ma io le ho beccate tutte e due insieme. Venite un attimo. Siamo abbastanza impegnate. Cosa succede qui, cara Cecilia? Ci stavamo occupando un po' delle registrazioni dei clienti in questi giorni. Quindi vi ho beccato mentre state lavorando tu e Giovanna. Giovanna, come stai? Bene, bene. Questo periodo, allora, so che tu studi all'università, fra l'altro studi proprio quella che è l'amministrazione di un'azienda. Com'è stato gestire un'azienda in questo periodo? Allora, in questo periodo è stato molto difficile e lento, possiamo dire, perché tutta la gestione è stata molto lenta, anche essendo bloccati, essendo chiusi per un lungo periodo, vendendo di meno magari gli stessi prodotti, perché si è un po' tutto rallentato con il Covid. Quando ci sono state le varie aperture, ricordiamo siamo ancora in un periodo abbastanza importante, non abbassare mai la guardia, soprattutto, quindi rispettare le distanze, rispettare tutte le norme che ci vengono chieste. Il cliente, secondo te, ha avuto più paura, cioè ha paura a venire ancora al ristorante a pranzo, visto che adesso vi hanno dato la possibilità di aprire a pranzo? Ecco, come avete visto i vostri clienti? Cosa vi dicono? Di cosa sono preoccupati? Se sono preoccupati? Allora sì, alcuni sono più preoccupati di altri. Ovviamente si rispettano sempre le distanze, le mascherine, quindi non penso che i ristoranti possano essere un così grande, come gli agriturismi, un così grande luogo di contagio. Però l'affluenza dei clienti è minore rispetto a quella che magari si aveva in altri periodi, questo sì. Chef, è il caso di dire cosa bolle in pentola oppure in padella. Cosa... Una fressurata di suino nero. Come è fatta questa fressurata, chef? Con canna di capecollo, pepe rosso, pepe macinato rosso, piccante e vino rosso. Insomma, per realizzare una ricetta del genere, l'ingrediente principale è il pepe rosso. È il pepe rosso addirittura? È il pepe nostro calabrese. Bene, quanto tempo deve stare a girare poi per amalgamare tutti i profumi, gli aromi? Più o meno 20 minuti, a secondo come è tagliato la carne. E quanto manca ancora? È quasi pronto, sì. Allora ci vediamo a tavola, chef. Grazie.
Fatti Food è il piacere poi di ritrovarci a tavola con tante prelibatezze, ma tu oggi qua hai proprio esagerato secondo me. Intanto fammi dare subito anche il benvenuto al Presidente del Consiglio del Comune di Closia, e fra l'altro anche delegato al turismo. Ciao Francesco, mi permetto di darti del tu perché c'è un'amicizia insomma, ecco, che ci lega a questo territorio. Fare turismo partendo dalla ristorazione, quindi difendere il Made in Calabria, difendere il Made in Italy e stare fianco a fianco con le strutture ricettive, creando convenzioni, creando rete. Questo secondo me è alla base, perché noi dobbiamo partire dalle nostre identità, dalle nostre tradizioni. Io vedo oggi a tavola che c'è tanto di questo, quindi noi dobbiamo partire da questo, perché il turista che viene nella nostra città viene perché viene a assaggiare i nostri prodotti, e viene per passare delle serate belle sul nostro bellissimo lungomare, nel nostro bellissimo centro storico, e quindi è un insieme di cose, quindi le strutture ricettive che devono accogliere al meglio chi viene a trovarci, e quindi si parte proprio da questo, diciamo, è la base, diciamo, l'enogastronomia legata poi ad un turismo fatto di bellezza, fatto di arte, di cultura. Difendere questi prodotti significa difendere le aziende che ci stanno dietro. Io stamattina ad esempio ho fatto un giro, no? In questa attività c'è il frantoio, c'è l'allevamento del suino nero e quant'altro. Difendere le imprese dove soprattutto queste start-up, dove ci sono anche dei giovani in mezzo, è importantissimo, ma soprattutto difendere questo buon cibo che abbiamo a tavola. Cosa ne pensi tu di tutto questo? Dobbiamo difenderli assolutamente, perché tutti quanti dobbiamo capire che oltre ad aiutare chiaramente le nostre aziende agricole, tutti coloro che diciamo, sono gli addetti ai lavori di tutta questa tavola bellissima, diciamo, no? Per fare un esempio, è chiaramente anche un discorso salutare, no? Perché comunque noi sappiamo che i nostri prodotti, diciamo, dal punto di vista anche salutare, la cucina mediterranea, tra virgolette, è stato sempre sottolineato che è una cucina, diciamo, molto, dal punto di vista salutare, molto importante. Ma sai che forse in Europa vogliono mettere dei bollini? Ti è arrivata questa voce del Nutri-Score, bollino rosso su un prodotto del genere, bollino rosso? Ho sentito una cosa veramente tu cosa ridicola, ne pensi? Penso sia una cosa ridicola, perché è vero che magari lo fanno perché secondo loro, che ne so, il prosciutto contiene troppo sale, un pizzico di sale in più. E quindi secondo loro può fare male, però io penso che se si arriva a questo è finito il mondo, voglio dire, anche perché in un momento dove avanza il cibo, cosiddetto cibo spazzatura, cui non ho niente contro assolutamente, però voglio dire, proprio in quel momento se tu non valorizzi questo ben di Dio, voglio dire, è finito il mondo, e quindi noi non ne terremo sicuramente conto di questi bollini, però sai, venire marchiato un prodotto così buono con un bollino rosso, diciamo, è veramente ridicolo. Qualcosa, e soprattutto perché non premi il lavoro fatto di giovani come esatto, Carmine, la sua famiglia e tante altre risorse che lavorano in questa azienda. Adesso io direi assaggiamo questo buon cibo, però come facciamo a non avere la descrizione di tutte queste cose? E allora chi, se non il buon Carmine, ci può descrivere qualsiasi, tutte queste pietanze che abbiamo a tavola, e così nel frattempo ci prepariamo poi per un brindisi di buon augurio, soprattutto che tutto questo finisca e al più presto ritorneremo ad abbracciarci. Grazie a Francesco Russo per essere stato con noi, ospite a questa tavola. Carmine, allora a questo punto a te l'onore di descrivere queste meraviglie. Partiamo dalla salsiccia e dalla soppressata, dove vengono fatte da noi dopo l'allevamento del suino, viene la trasformazione e viene appunto la degustazione dei nostri salumi. Qui abbiamo la salsiccia, la soppressata, abbiamo la salsiccia fresca, questa è la famosa fressurata che viene fatta sempre qui da noi, la pancetta, sono delle melanzane, la giardiniera, sono delle melanzane che avvengono nel nostro orto, un po' di induia, un po' di prosciutto crudo, lì c'è il prosciutto crudo, c'è il nostro olio d'oliva, il vino locale
E che dire, le nostre olive, un buon appetito e una buona degustazione. Grazie a Carmine, ma come vedi noi ancora non abbiamo finito il giro di questa bella tavolata, quindi i saluti finali li lascio fare al padrone di casa. Grazie a voi, specialmente a Tenne che effettivamente è venuta a trovarci, quindi è venuta a far conoscere, diciamo, un territorio che veramente ne abbiamo bisogno, sta molto attento. Per noi imprenditori effettivamente che magari siamo nel settore, in questo territorio, abbiamo bisogno di queste persone che ci rappresentano, di questi uomini che veramente fanno la storia di un territorio, e su questo effettivamente noi ci sentiamo ancora più tutelati. Quindi la nostra forza siete voi. Benvenuti. Appuntamento alla prossima puntata.